Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sto facendo questo video perché sto tornando in Sardegna per il compleanno di mia nonna. Infatti l'altro giorno mi ha chiamato mio nonno per chiedermi se avessi avuto il piacere di scendere a festeggiare con loro. E niente, quindi ho accettato, ho fatto i biglietti e oggi tornerò. Oggi è sabato 30 settembre, quindi domani domenica festeggeremo e lunedì mattina tornerò di nuovo qui a Milano. Ho preparato qua la borsa per scendere e niente, adesso sono le 2:30 del pomeriggio e fra pochissimo uscirò di casa per andare verso l'aeroporto. È la prima volta che vado a Linate, quindi vado un po' prima così capisco un pochino dove andare, come organizzarmi. Poi arriverò verso le 5:15, 5:30 in Sardegna, a Cagliari, e verrà a prendermi una mia amica con cui poi penso che starò insieme per tutta la sera. Andiamo. Sono appena uscito di casa, adesso mi dirigo verso il tram che mi porterà direttamente in Duomo, in cui dovrò camminare per un po' fino ad arrivare a San Babila per prendere il treno per Linate. Una volta che vado lì. Ovviamente sono in ritardo e ovviamente sto correndo, ma non sarei a Milano se non stessi correndo, quindi devo muovermi perché tra 10 minuti dovrei essere a San Babila per prendere la metro, forse anche prima. Forse 5 minuti e mi manca ancora un botto di strada, ma qui in più c'è la Design Week, no, non è la Design Week, è la Beauty Week, e quindi è pieno di gente e non fa passare da nessuna parte. Ecco, questa è la dimostrazione. Questo posto, devo dire, è sempre molto popolato, non c'è letteralmente nessuno. Bene. Appena arrivato in aeroporto adesso cerco il punto in cui uscire e cerco anche il gate. Nel mentre la gente mi guarda anche un po' male perché io sto vlogando, ma non fa niente. Eccomi. Top. Quanto amo questi cosi che ti fanno camminare tipo il quadruplo più veloce. Cioè sembra una macchina. Adoro. Ta-da! Tra l'altro meno male che prima di uscire mi sono ricordato di prendere la patente, perché sennò non avrei potuto guidare. Mannaggia, ho sbagliato direzione, stavo andando agli arrivi, invece qua devo andare per le partenze ovviamente, anche se non ho ancora capito dove devo andare. Adesso continuo a cercare un attimino. Ah, ok, partenze. Sono riuscito a trovare il punto degli imbarchi, mi stavo già sclerando perché non riuscivo a trovarlo, ma ho trovato tutto quanto e nada. Qui continuano a guardarmi male, non fa niente. E adesso cerco di capire dove sono i controlli soprattutto. Ah, eccoli. Controlli passati. Adesso mi faccio un giro qui al... non mi viene il nome. Tax free. Voglio qualcosa assolutamente per la bocca, tipo una gomma da masticare alla menta o una caramella. Finalmente le ho trovate, ora posso vivere sereno e tranquillo. Ora vado a cercare il mio gate. Devo cercare e trovare la 20. Ora qui non ci sono ancora gate, però adesso li cerco. Sto cercando la cover della Apple, quella con il MagSafe rotondo. Sono andato da 1 euro, 80 euro. What? No, diciamo che la ordino su Amazon perché quella che ho non è abbastanza magnetica e non rimane il caricatore attaccato e mi dà tantissimo urto. Ne ho regalato una per il 13 a Federico e rimaneva perfettamente attaccato, quindi dovrò comprarmene sicuramente un'altra. Ok, penso di aver trovato il mio gate. Eccomi nel mio posto vicino al finestrino dopo tantissimo tempo. Per adesso non c'è nessuno tra l'altro a fianco a me. Vediamo se arriverà qualcuno. Ci sentiamo direttamente dopo. Atterrato. Adesso raggiungo la mia amica che mi sta aspettando agli arrivi. Buonasera. No. Ciao. Per il compleanno di nonna.
Eccomi, sono appena arrivato a casa, finalmente. Ho preso la macchina di mio nonno perché mia mamma non c'è, come vi ho detto prima. Quindi mi sono spostato un attimo e ho incontrato anche mio padre. Adesso vi metto la reaction. È stato molto divertente perché ogni volta che vengo io non glielo dico mai. Da adesso sistemo un attimo tutte le cose che ho portato qui a casa e niente, poi dovrò uscire con mio padre per cena perché non ho assolutamente niente da mangiare qui, quindi ci mangiamo una pizza! Ah! Allora, sto registrando questa clip direttamente il giorno dopo perché purtroppo non ho avuto modo di registrare niente se non queste clip che avete appena visto adesso. Abbiamo fatto il pranzo con i nonni appunto per il compleanno di nonna, è andato super bene nonostante fosse comunque un menù di pesce che a me non piace particolarmente perché appunto non mi piace il pesce, però dai, è andata abbastanza bene. Io penso comunque di continuare il video sia oggi che parte di domani fin quando non tornerò a casa. Niente, ho appena ordinato una cover magnetica per il mio iPhone perché ovviamente quella lì che ho è difettosa, non lo so, non attacca bene il caricatore, quindi ne ho dovuta comprare un'altra identica e niente, questa qui perché avrà un nuovo iPhone 14 se la vuole, ok. Niente, adesso mi guardo un po' di serie TV e basta, vi saluto per ora. Buongiorno, oggi finalmente è lunedì mattina, quindi mi sto preparando per andare all'aeroporto. Sono le 9:30 e dovrò essere lì circa alle 11 meno un quarto, proprio perché il volo è a mezzogiorno meno un quarto, quindi un'oretta va più che bene, anche perché comunque l'aeroporto di Cagliari non è poi così pieno. Adesso faccio colazione, mi preparo e poi vado. Eccomi qui, mi sono preparato e vestito al solito modo perché mi sono portato tipo solo 2 outfit. E niente, quindi adesso aspetto mamma e poi partiamo. Sono letteralmente stanchissimo, ho mangiato qualcosa per non svenire. Però, oh mio, non vedo l'ora di essere a casa. Sono riuscito a fare tutti i controlli in tempo. Ah, ecco, fila. Per fortuna sono riuscito. Ero in ritardissimo. Appena arrivato a Milano sono sul tram per andare a casa. Sono appena arrivato a casa e sono nel mio dolce carro ascensore e niente, adesso arrivo a casa e mangio. Poi dovrò andare in palestra tra l'altro. Siamo venuti un attimo in palestra, cioè un attimo, un'oretta in realtà. Uploado questo video giorni dopo, ma non ho avuto tempo assolutamente di finirlo. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e se sì lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi alcun video. È stato un video un po' così improvvisato a caso in cui ho fatto 900.000 clip letteralmente random. Adesso io vado a editare questo video perché sono le 11 di notte. Vi saluto, vi ricordo di seguirmi anche sugli altri social che trovate nella descrizione di questo video e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!